In sti giorni un gruppo di una quarantina di siculi americani sta visitando la Sicilia. Fanno tutti parte dell'Associazione Internazionale Arba Sicula, che ha la sua sede in New York. Arba Sicula è un'associazione internazionale senza scopo di lucro che promuove la lingua e la cultura siciliana nel mondo. Abbiamo 1400 soci in tutto il mondo, anche in Sicilia ovviamente, e pubblichiamo l'unica rivista al mondo in formato bilingue siciliano e inglese. Oltre al bollettino di informazione che si chiama Sicilia Parra, che sfortunatamente non parla siciliano, parla in inglese, eccetto per una pagina di poesie normalmente tradotte in inglese. Inoltre a questo pubblichiamo tante altre pubblicazioni che promuovono la lingua e la cultura siciliana. Diciamo, questa manifestazione che vede gli oriundi siciliani, i siciliani di nascita sono pochissimi, gli altri sono discendenti dei siciliani che fecero l'emigrazione all'inizio dell'Ottocento, all'inizio del Novecento vorrei dire, poi dopo la Seconda Guerra Mondiale. E, diciamo, sembrava che tutto il mondo dal quale fuggivano fosse crollato alle loro spalle. Invece la sicilianità è così forte che riemerge e oggi abbiamo l'associazione Arba Sicula che fa queste manifestazioni, tante manifestazioni culturali, fra le quali il viaggio in Sicilia. Oggi Arba Sicula si è dimostrata l'associazione che è in prima linea per la salvaguardia della lingua siciliana, per la salvaguardia dell'identità siciliana, per consentire che i siciliani conoscano la Sicilia. Noi siamo grati veramente al professore Cipolla che ha avuto che si è dedicato proprio una parte della sua vita e protesa alla difesa della lingua siciliana, ma questo significa difendere la dignità dei siciliani, difendere la cultura dei siciliani, difendere il diritto all'avvenire dei siciliani, perché se non si ha consapevolezza di se stessi, delle proprie radici, del perché questi siciliani si trovano sparsi nel mondo. Recentemente abbiamo fatto, per esempio, io personalmente ho fatto una grammatica del siciliano che si chiama Learn Sicilian, Impariamo siciliano, che è l'unico testo per insegnare il siciliano a livello universitario e sarebbe il primo corso universitario che è già in adozione di alcune scuole importanti. La prima è University of Pennsylvania a Filadelfia e la seconda è l'Università della Manuba di Tunisi, dove c'è un professore che ho conosciuto a Filadelfia e che poi si è offerto a fare la traduzione del testo inglese in italiano per adattare il testo per l'uso nelle scuole pubbliche siciliane. E si chiama Alfonso Campisi, che sta usando il mio testo per insegnare il siciliano in Tunisi, a Tunisi. Io quando ho fatto questa grammatica non pensavo nemmeno che fosse possibile o che sarebbe stato possibile avere un corso universitario per il siciliano, perché nessuno ci pensa mai, nessuno ci aveva pensato. Gli unici a far studiare il siciliano sono stati alcuni professori che lavoravano per la difesa americana, l'esercito americano, e che hanno scritto una grammatica così straordinariamente pazzesca
che danneggiava il siciliano in maniera straordinaria, perché non era siciliano, era un siciliano parlato dai mafiosi italo-americani e che quindi come argomento delle letture che facevano, per esempio, erano cose pazzesche, come rubare in una banca o come evitare di essere catturati dalla polizia. Incredibile, come libro di testo per insegnare una cosa. Quindi stavano insegnando ai poliziotti americani a intercettare discorsi di mafiosi sulla cosa, e quindi mettevano una specie di mantello negativo, un mantello bruttissimo sulla Sicilia e sul siciliano, perché in effetti un siciliano che se ascoltasse i testi registrati da loro non avrebbero capito nulla, perché inventavano il siciliano usando l'inglese. In effetti la bega, la giobba, che era l'inglese job, bag, fatto in siciliano, quindi era un miscuglio.